Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Intanto come sta, Presidente? Bene, molto bene. Insomma, la situazione è tale che uno non dovrebbe poter stare bene, ma insomma, io sto bene. Ho visto che lei è andato a visitare il Po. Io amo molto l'acqua, le mie famiglie sono cresciute su un fiume, il Ticino, più piccolo, ma insomma, sempre fiume è, quindi sento molto l'attrazione del fiume. Come sta adesso senza la presidenza della Camera e senza i salotti TV? Bene, benissimo. Insomma, senza la televisione sto molto meglio, ovviamente, perché la televisione dà uno stress, ha un'ansia molto forte. Ho fatto sempre molta televisione, convinto che servisse alla causa, però mi è costato sempre molto, quindi da questo punto di vista sono alleviato. Due parole sul libro che presenta qui questa sera a Salara? Vuole essere un po' un'educazione sentimentale, cioè è come se avessi voluto far fronte a un debito che ho contratto nei confronti di compagni e compagni senza nome, come quelle operaie tessili degli anni 60 oppure il sindacato torinese, gente da cui ho imparato tutto quello che so e che mi è sembrata la parte migliore di questo paese. C'è crisi, si perdono posti di lavoro, aziende chiudono anche qui nel nord-est, eppure la sinistra sembra non intercettare il malcontento che c'è. Perché secondo lei? Se volessimo essere drastici, perché non c'è più la sinistra. Se volessimo essere drastici, nel senso che la crisi è la dimostrazione del fallimento della globalizzazione capitalistica e tutto ciò che in qualche modo in tutti questi anni è stato spiegato che sarebbero state le nuove grandi fortune del capitalismo finanziario globalizzato. Il risultato è la Grecia qui a un passo. Semplicemente la sinistra non è in grado di raccogliere il consenso perché nel frattempo è stata spiantata, è stata sconfitta drammaticamente, si è dispersa, scompaginata. Avevamo due sinistre e oggi non ne abbiamo più nessuna. Il problema è quello di ricostruire una sinistra. E lei da dove partirebbe per ricostruire la sinistra se il timone tornasse nelle sue mani? Non tornerà perché non ci sono uomini per tutte le stagioni, tocca adesso a un'altra generazione. Siccome però la passione della politica, la passione di una vita, continuo a occuparmene nelle forme che non sono quelle della direzione politica, ma della riflessione, del lavoro con i giovani, dell'insegnamento. Se dovessi dire da dove ricominciare, io penso che bisogna cominciare sempre da dove ci sono le radici della sinistra, cioè dalla sofferenza, dal disagio, dai bisogni delle popolazioni, dalle attese, dalle speranze che non vengono soddisfatte. Da questo bisogna partire. Supponiamo che siamo a un punto di non ritorno. La frammentazione della sinistra è finita o no, secondo lei? Ma io penso che oggi le forze politiche, tutte le forze politiche della sinistra e dell'opposizione, come una volta ebbe a dire Reagan rispetto allo Stato, e disse: lo Stato non è la soluzione del problema ma è il problema. Naturalmente aveva torto, ma insomma, però così vinse. Parafrasandolo, io penso che si possa dire: oggi i partiti della sinistra non sono la soluzione del problema ma sono il problema. Sposto un attimo il tiro, se lei fosse ancora Presidente della Camera, cosa direbbe per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia? Se mi venissi da scherzare direi viva l'Italia. In ogni caso penso che si potrebbe, ripercorrendo questo lungo cammino, almeno pensare che ci è stato dato una grande risorsa ancora oggi attuale della Costituzione repubblicana e da qui bisognerebbe ripartire. Restiamo nel centro-sinistra. Secondo lei Nichi Vendola può diventare il leader del centro-sinistra? Nichi può diventare qualsiasi cosa, ha tutte le caratteristiche per essere un uomo nuovo, non perché non abbia una storia politica, ce l'ha, ma ha le caratteristiche dell'uomo nuovo. C'è bisogno anche di questo e io penso che lui sia una risorsa preziosissima per il futuro della sinistra italiana. Una qualità di Nichi Vendola? Quello di avere, come diceva Gramsci, la connessione sentimentale con il suo popolo, cioè di amare il suo popolo e di essere riamato. Chiudo con il titolo del suo libro: devi augurarti che la strada sia lunga.
quanto è lunga? Il titolo, che viene da una bella poesia di Cafavis, dice che tu devi avere la meta. Dice però il poeta una cosa molto bella: se tu nel frattempo che hai percorso questa strada per raggiungere la meta ti sarai fatto vecchio e saggio, devi averla la meta, ma avrai imparato che quello che conta è il viaggio e non la meta. Quindi il problema è mettersi in viaggio. Questo tocca alla sinistra. La ringrazio, Presidente.